Sono tornati i fuochi in Prato della Valle dopo il Covid e l'edizione dello scorso anno funestata dalla pioggia. In 50.000 tutti a testa in su per guardare il tradizionale spettacolo di Ferragosto. Volti illuminati dai giochi di luce che hanno animato la grande piazza padovana. Anche i vigili del fuoco, arrampicati sul loro automezzo, hanno apprezzato lo spettacolo pirotecnico. Molti i padovani che hanno partecipato a quello che è un vero e proprio rito estivo per chi resta in città. Stiamo aspettando i fuochi. Di tutti gli anni, sì. Non li perdete mai? No, non li perdiamo mai. A parte l'anno scorso che pioveva, purtroppo non li abbiamo visti. L'ho già visto, per cui anche è un bello spettacolo sicuramente. Prima dei fuochi, l'animazione sul palco che ha intrattenuto migliaia di persone. È veramente dal 2019 che non vedevamo una piazza così piena con decine di migliaia di persone, tanto entusiasmo, cittadini padovani che sono in città, ma anche tanti turisti che sempre di più scelgono Padova. Vediamo una grande occasione di intrattenimento, gratuita, tanta musica, i fuochi d'artificio, rispettosi anche dell'ambiente e degli animali con la limitazione dei suoni, e quindi ci sono tutti gli ingredienti e le condizioni per una bellissima serata per celebrare l'estate insieme.